Buongiorno montanari, è il 13 di ottobre, oggi escursione autunnale al lago di Sorapis, però ho deciso di fare il giro invece che da Passo Tre Croci come fanno praticamente tutti, di salire dall'Albergo Cristallo che si trova sulla strada che da Auronzo va verso Misurina. Il percorso è abbastanza tranquillo, ci sono dei tratti che tirano un po', lo vedremo più avanti, io l'ho già fatto un paio di anni fa. Ora vi lascio alla sigla e noi ci vediamo più tardi. A dopo ragazzi. Bravo Ray, super cane agile, bravissimo. Adesso vediamo se riesco a dire una castroneria, perché ho un piccolo dubbio, ma dovesse essere ve lo scrivo qui sotto, poi quando guardo la cartina mi correggo. Questi qua davanti, questo massiccio qui davanti, dovrebbero essere i cadini di Misurina, e all'estremità lì a destra più o meno, più o meno in questa zona qua dovrebbe esserci il rifugio Città di Carpi. Quindi questi sono i cadini e queste dovrebbero essere parte delle tre cime di Lavaredo, perché sotto lì, dietro lì così, dietro qui così c'è Misurina. Ciao amici montanari, allora siamo arrivati qui al lago del Sorapis, che è praticamente vuoto perché in questa stagione ormai i laghi alpini si svuotano e quel po' di acqua che resta ghiaccia. Anche se è vuoto, l'ambiente è veramente fantastico, veramente bello, i larici che diventano gialli, la luce molto calda, si sta veramente bene. Allora, il sentiero per venire su è bello, è un bel sentiero, non difficile, o meglio, non c'è un dislivello così pazzesco. Ci sono alcuni punti in cui ci vuole un po' di tecnica, nel senso che c'è qualche gradone, bisogna avere un po' di equilibrio, ma nulla di così difficile. Consiglio mio sarebbe quello di farlo in giornate non troppo umide. Oggi c'è molta umidità nell'aria, questa è una vallata che si scalda poco, quindi resta molto umido il sentiero, in alcuni punti si scivola un po'. Peraltro problemi non ce ne sono. Comunque qua vi dicevo si sta benissimo. Purtroppo, nonostante sia il 13 ottobre, faccia un po' di freddo e tutto, c'è sempre troppa gente qui. E quindi ecco, questo è Ray, non so se lo sentite che ha visto passare un altro cane. E niente, ci sono dei signori che mi guardano un po' strano perché sto registrando questo video, ma non importa. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere un po' il panorama che si gode da qui, perché è veramente tutto molto bello. Vedete i larici, adesso finalmente dovrebbe arrivare un po' di sole che, se tutto va bene, spunterà da lì dietro. Per qualche minuto dovrebbe scaldarci un po'. Ray, sotto il suo larice. Ciao Ray, saluta. Sì, tutto veramente fantastico. Bene, allora, visto che il sentiero del ritorno sarà esattamente quello dell'andata, se non ci sono cose particolari, io direi che noi ci salutiamo qua. Vi lascio alla solita scheda tecnica e noi ci vediamo più tardi per i saluti. Ciao montanari. Cartografia di riferimento per questa escursione è la 03 della Tabacco. In descrizione trovate il link Amazon per l'acquisto. Lasciata l'auto all'Hotel Cristallo sulla strada che da Auronzo di Cadore va verso Misurina, ci si addentra in Valbona imboccando il segnavia 217. Il sentiero, prima largo e pianeggiante, diventa presto ripido, inerpicandosi su radici e gradoni rocciosi. Le difficoltà tecniche sono limitate, ma bisogna fare attenzione ad alcuni tratti un po' ripidi e a volte scivolosi. Il percorso si snoda quasi interamente nel bosco o tra mughi e larici, portando al magnifico lago del Sorapis.
Per il rientro si percorre a ritroso la via dell'andata. Fate attenzione in caso di suolo umido ai tratti più ripidi e scivolosi. Ciao montanari, allora, escursione è finita ormai. Siamo scesi, adesso manca questo pezzettino di strada sterrata, quindi direi che ormai possiamo dire conclusa la nostra escursione. È un giro molto bello, un po' tecnico, quindi da stare un po' attenti in alcuni punti in alto perché ci sono dei gradoni, si scivola, quindi un po' attenti, ma è tutto molto bello. Panorami ovviamente bellissimi, peccato perché c'è tanta gente, è un posto veramente molto frequentato. Io cerco sempre di venirci un po' fuori stagione, ma è un centro commerciale a volte, però devo dire che ne vale assolutamente la pena perché il lago del Sorapis è sempre il lago del Sorapis. Peccato anche per tutti i rifiuti che ho trovato in giro. Ho un sacchetto pieno nello zaino e anche questo l'ho raccolto un minuto fa prima di fare questa clip. E anzi, facciamo così, siccome ho trovato anche molti mozziconi di sigaretta e anche quelli ci mettono un sacco di tempo a decomporsi, lasciando comunque nell'ambiente molti residui. Vi linko, per tutti quelli che possono esserne interessati, alcuni posacenere da tasca, ve li linko qua sotto in descrizione, così chi vuole fumare poi i suoi mozziconi se li può anche portare a casa. Detto ciò, finita la polemica, io mi auguro che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel pollicione in su, condividetelo, lasciate un commento qua sotto, mi fa sempre molto piacere e niente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Qui in basso dovrebbe comparire il pulsantino per l'iscrizione, attivate la campanella così non vi perdete i prossimi video e qui penso alla mia sinistra dovrebbero esserci anche altri 2 video che potrebbero interessarvi. Bene montanari, alla prossima, ciao!